Al via ieri la nuova stagione del Teatro Pirandello di Agrigento che ha proposto un ricco cartellone dai vertici della Fondazione, l'esordio di ieri con il caso Tandoi, scritto da Michele Guardì, prodotto da Francesco e Virgilia Bellomo, che ha registrato il tutto esaurito. Tanto è una coproduzione perché la prima coproduzione a livello nazionale tra il Teatro Pirandello e la mia società. Mi è sembrato giusto fare questa coesistenza, nel senso che il teatro è stato riconosciuto per la prima volta teatro di produzione nazionale, quindi ho messo a disposizione la mia esperienza produttiva per poter realizzare un prodotto che già si è affermato ed è stato apprezzato in alcuni dei migliori teatri italiani. E siamo contenti di chiudere da una parte la tournée, ma con questo spettacolo iniziare la stagione 22-23 che si apre sotto i migliori auspici. Il caso Tandoi, parliamo di questo esordio ad Agrigento, nella sua città, dopo i successi di Palermo e di Roma, oggi anche debutta ad Agrigento, dove il caso è stato di sua evoluzione. Sì, con una compagnia eccellente, lo spettacolo è scritto e diretto da Michele Guardì, abbiamo Gianluca Guidi, Giuseppe Manfridi e poi Gaetano Aronica, Marcella Lattuca, quindi anche un'integrazione di artisti agrigentini. Quindi di questo siamo molto contenti, uno spettacolo che ci ha dato e siamo sicuri ci darà tantissime soddisfazioni e credo che possa essere il migliore apripista per una stagione che si preannunzia sicuramente interessante. A volo d'uccello che cartellone è? Sarà, è? Ma intanto è ricco di nomi, ma oltre ad essere ricco di nomi ricordiamo Silvio Orlando, ricordiamo Alessio Boni, Elisabetta Pozzi, Veronica Pivetti, insomma è un cartellone veramente, Serra Ilmaz, Ferzan Ospet, un cartellone veramente variegato, ricco di nomi importanti ma principalmente di contenuti. Quest'anno finalmente sono riuscito a poter dare una linea e credo che questa linea possa compendiare la qualità da una parte ma anche il divertimento dall'altra, perché non dimentichiamo che lo spettacolo deve essere comunque divertimento anche se deve presentare dei canoni di teatro che possa dare risposte anche a livello culturale e credo che questo cartellone le dia. Il gradimento del pubblico agrigentino circa gli abbonamenti come è andato? Ma rispetto allo scorso anno abbiamo raddoppiato, quindi ritengo che siamo già sulla buona strada, ma è incoraggiante il fatto per esempio che ci sia tanto sbigliettamento come abbiamo avuto modo di constatare con questo spettacolo, dove addirittura abbiamo aggiunto una terza serata che è l'obiettivo che ci prefiggiamo per l'anno prossimo. Voglio ricordare anche che quest'anno i cartelloni sono 4 perché c'è un cartellone molto importante di eventi, c'è un cartellone al ridotto del Pirandello che è il Teatro della Posta Vecchia, poi c'è un cartellone per le scuole, con un'offerta veramente variegata e di cui siamo contenti e speriamo che il riscontro che c'è questa sera possa esserci anche negli spettacoli a venire. Sindaco, al via questa sera la nuova stagione teatrale del Teatro Pirandello della Fondazione con un cartellone ricco e proprio il caso Tandoi di Guardì prodotto da Bellomo, un caso che nasce nella nostra città e che ha avuto parecchio da ridire in campo nazionale. Sì, stasera inizia la stagione teatrale 2022-2023 qui al Teatro Pirandello, un cartellone ricco, il primo evento è proprio stasera il caso Tandoi di Michele Guardì, e sì, un caso importante, un caso che ha fatto parlare tanto la stampa nazionale negli anni passati, vedremo poi come andrà a finire. Una stagione che è stata ben accetta, il cartellone considerando il pubblico che ha avuto negli abbonamenti, ma non solo, anche nello sbigliettamento. Sì, un cartellone ricchissimo, una massima affluenza e poi ci saranno anche degli eventi fuori cartellone, principalmente nel periodo natalizio. Sì, per noi è un grandissimo piacere ospitare e aprire la stagione con il caso Tandoi, con Michele Guardì che è un mattatore di casa, ma siamo altrettanto contenti perché gli agrigentini ci hanno dato fiducia e abbiamo più che raddoppiato gli abbonamenti dell'anno scorso, quindi il trend è molto positivo. Il cartellone è veramente importante, la Fondazione ha fatto grandi sforzi da questo punto di vista, però ce l'abbiamo messa tutta per offrire al nostro pubblico il massimo di quello che potevamo fare.
quindi speriamo tanto che la gente continui a seguirci, perché il teatro e la cultura sono l'anima di un popolo. Grazie. Sì, ci stiamo divertendo, questa è la nostra ultima tappa, ultima ma non ultima, nel senso che è un teatro meraviglioso, questo di Agrigento, è veramente una perla rara, e quindi io sono personalmente molto contenta di essere qui, e molto onorata, e penso che sia davvero una delle perle più belle dell'Italia questo teatro. Guardì, quando ha scritto questo spettacolo, ha pensato a una sorta di operazione verità, a restituire dignità a una storia di cui si era parlato nel modo peggiore. Nel modo sbagliato, sicuramente, sì. E Guardì, attraverso il teatro, quindi attraverso lo spettacolo, è riuscito a tirar fuori delle realtà vere, quindi un teatro reale, fatto appunto di fatti realmente accaduti, di persone realmente esistite, di tante cose che hanno comunque caratterizzato un periodo storico particolare e una località del sud come quella di Agrigento, appunto. Ecco, il fatto di poter interpretare questi personaggi qui, nella città dove la storia è nata... È una cosa molto particolare, la sento molto, devo dire la verità. Sì. Dicevamo prima un ritorno al Teatro Pirandello, che effetto fa essere qui? È sempre bellissimo, io sono stata qui nel 2017, se non erro, con il Baretto a Sonagli di Pirandello, appunto, in cui interpretavo Nina, quindi la moglie di Gianfranco Iannuzzo interpretava il protagonista, e ritorno con tanta gioia in questo teatro, sempre, veramente bellissimo. È uno spettacolo molto interessante, una storia estremamente, come dire, che affascina, perché è tanto un fatto vero che è successo, e quindi ed è ben congegnato il susseguirsi delle azioni, no? Sceniche. Tu sei Michele Guardì, in pratica? Praticamente sì, io sono Michele Guardì, esatto. Ti trovi a tuo agio in questo personaggio? Ma oddio, sì, è diventato un po' Gianluca Guidi, adesso non è più Michele Guardì, però certamente sì, il ruolo è quello lì, l'autore che scrive una commedia, su questo caso Tandoi, e risveglia i suoi personaggi. Ecco, l'autore voleva restituire dignità e anche verità a una storia di cui si è parlato tanto, però ancora oggi forse non è stata fatta del tutto chiarezza, molti non ricordano la vicenda. Ecco, questa operazione secondo te è riuscita? Ma a mio avviso sì, assolutamente, a mio avviso sì, te lo ripeto, il fatto è assolutamente interessante, cioè da seguire, ma anche da leggere, è un caso tra l'altro che non conoscevo, per cui è appassionante anche documentarsi, no? Sulla cosa. Certo, però diciamo che potrebbe essere anche una fiction, che non toglierebbe niente a nessuno, insomma. Allora, diciamo, questo quindi... Guardì è diventato più Guidi, o Guidi è diventato più Guardì, come... Sempre con la G. Lui è un Guidi che interpreta il ruolo di un autore che lontanamente si richiama Guardì. Questa operazione verità sta funzionando? Restituiamo dignità a una vicenda che ne va a giudicare dai risultati e dalle critiche pare di sì. Con l'emozione stasera di giocare in casa, possiamo dire? Beh, diciamo il piacere, l'emozione, insomma, a questa età e dopo tante cose, più che l'emozione, è la gioia di giocare in casa, peraltro con artisti di questo calibro che mi stanno dando delle grandi soddisfazioni.